benissimo. No, basta con questo giovanile. io comincio a avere una certa età. Esatto, Gianluca Bonato che porta via un'ora e mezza. Allora, Paolo, ringraziamo il volontariato. Sì, se qualcuno gentilmente potesse anche andare fuori in corridoio e chiamare quelli che si attardano, O anche qui sì, dai Aldo, gli urli dietro un attimo, una scena di autorità. Prego, Pillo, se non mi mette di parlare. quindi noi saremo pronti per partire. Siamo pronti per ripartire. Gianluca ti cedo sul tuo microfono, adesso ci sono tutte le presentazioni. Buongiorno a tutti, ci troviamo qui dopo il pranzo per riprendere la discussione nella mia relazione. Cercherò di riprendere alcuni argomenti che sono stati già affrontati nelle relazioni del professor Mori, Guido Montani questa mattina, che hanno affrontato soprattutto l'aspetto, se vogliamo, positivo di come dovremmo cercare di costruire delle istituzioni sovranazionali, la visione quindi di pace positiva di Immanuel Kant, e invece in questa relazione cercherò di offrire alcuni spunti rispetto al perché riuscire ad arrivare a questo punto, riuscire ad arrivare a una federazione mondiale, Silenzio per cortesia. Un po' No, primo la gente deve stare zitta, secondo deve portare serie, ascoltare, è facile. Facciamo un esercizio di silenzio. faccio anche un esercizio di silenzio. No. Ho perso il gioco del silenzio. E prendendo quello che stavo dicendo, sì, ecco, questa relazione sarà mirata a cercare di offrire alcuni spunti rispetto al perché sia così difficile arrivare a una federazione mondiale, arrivare a costruire delle istituzioni comuni, e quindi ecco, spero che possa essere utile come confronto interno. Volevo partire da un termine, e se poi per favore Anne, questo sì, è il tema dell'incontro, quindi procediamo anche alla successiva, grazie. Da un termine che ultimamente è parecchio di tendenza, viene adoperato spesso nelle trasmissioni televisive o anche nei giornali, negli articoli sui giornali, che è la geopolitica. Si trova spesso degli cosiddetti esperti di geopolitica nelle trasmissioni televisive veri o talvolta presunti, e comunque sta di fatto che questo termine è assurdo un po' agli onori delle cronache ed è visto come un modo, una visione, se vogliamo, che serve per poter interpretare il mondo di oggi. Sarebbe interessante, credo, riflettere un attimo sul perché questo termine geopolitica abbia acquisito così tanto spazio nel dibattito pubblico in Italia, ma non solo in Italia, in generale in Europa, adesso vediamo anche nel dibattito globale, e da dove sia emerso, perché il termine geopolitica in sé per sé, inteso letteralmente, se vogliamo, presuppone, determina che il comportamento degli stati sia influenzato, sia stabilito dalla loro posizione geografica in un certo territorio, che è un modo di leggere la realtà che è abbastanza limitato, nel senso che questo mette in secondo piano tutti gli ulteriori aspetti che ci possono essere nel comportamento degli stati, da aspetti eminentemente valoriali
aspetti di capacità di alcuni leader di influenzare la politica del proprio paese, aspetti di scontro fra classi sociali diverse, secondo una visione marxista, insomma tutta una serie di ulteriori aspetti che possono essere adoperati nel tentare di capire la politica internazionale. E questo di per sé come critica, se vogliamo, del termine geopolitica in sé per sé, però cercando di andare un po' oltre intendere il termine nel suo significato proprio, nel suo significato originale, la realtà è che spesso si adopera il termine geopolitica come sinonimo, come sostituto di politica internazionale, perché appunto in sé per sé la geopolitica sarebbe quella cosa lì, sarebbe l'idea che l'Italia è un paese affacciato sul Mediterraneo e quindi deve dedicarsi al Mediterraneo, o che la Russia sarebbe un paese che è disteso lungo tutto un continente, quindi ha un certo comportamento imperialistico, tutte queste semplificazioni che si può fare. Ma appunto la realtà è che il termine geopolitica viene spesso adoperato in sostituzione dell'espressione politica internazionale. E perché quindi c'è questo fatto del termine geopolitica che è diventato famoso? Io credo che questo lo si debba legare al fatto che le ideologie tradizionali che nel corso dei primi decenni del dopoguerra sapevano dare una visione della realtà globale con la caduta del muro di Berlino, con lo discioglimento dell'URSS e la fine della storia, di cui si parlava anche stamattina, è venuta meno questa capacità delle ideologie tradizionali di offrire una visione d'insieme alla realtà, e siamo entrati in questo mondo multipolare dove appunto si è tornati a cercare di analizzare i rapporti fra stati secondo questa espressione che è diventata in voga, ma che di fatto è la politica internazionale. E in questo intervento cercherò di approfondire quella che è una visione più ecco, se la geopolitica è una visione, diciamo, apocrifa, la ragion di Stato, la teoria della ragion di Stato è un modo effettivo e più efficace, se vogliamo, di poter analizzare quella che è la politica internazionale. Quindi ragion di Stato e la visione realista dei rapporti fra Stati. E rispetto a questo il federalismo, la visione federalista da Albertini, come ricordava Guido Montani stamattina, e molti altri hanno riflettuto a lungo su questo rapporto, e c'è, possiamo dire, una certa comunanza di visione fra la visione federalista e la visione realista rispetto all'analisi della realtà. C'è una certa condivisione del fatto di capire che la politica internazionale avviene in un certo modo perché l'umanità è divisa in stati sovrani, ciascuno stato sovrano dovendo governare su un certo territorio, ciascun governo di uno stato sovrano difende gli interessi di quel certo territorio e si comporta in conseguenza di questa situazione di fatto, che non è una situazione naturale, ma che è una situazione determinata dai eventi storici che ci hanno portato fino a dove siamo. Quindi il federalismo condivide largamente le categorie di analisi del realismo, della visione realista, tuttavia si discosta, e questo è fondamentale sottolinearlo, si discosta nettamente rispetto agli obiettivi e all'azione politica di chi adopera la visione realista. Se i cosiddetti realisti in politica mirano a portare al massimo la potenza del proprio Stato, e quindi la potenza dell'Italia, della Francia, della Germania,
rimane negli Stati Uniti d'America, di cui abbiamo un esempio lampante in queste ultime settimane. Come federalisti abbiamo come obiettivo primario della nostra visione politica, anche del nostro impegno politico, quello della realizzazione appunto della pace di cui parlavamo stamattina. E quindi ecco, affronto un paio di giusto due concetti fondamentali che ritengo sia opportuno discutere. Da un lato, fatta questa introduzione, possiamo procedere, questo era quanto dicevo giusto adesso, possiamo procedere anche alla prossima. Grazie. E un aspetto fondamentale è il primato dello Stato. Il primo concetto di cui che volevo introdurre è l'idea, il concetto del primato di Stato rispetto alla società. Guido Montani stamattina ci parlava del percorso di evoluzione dello Stato, dell'impero cinese fino alla sua versione odierna. Ecco, l'idea che ci debba essere uno Stato, e che cos'è lo Stato, cioè, ce lo diceva sempre Guido Montani stamattina, cioè un soggetto che ha il monopolio dell'uso della forza in un certo territorio, non è un qualcosa che è dato e che c'è sempre stato, ma è il frutto di un certo processo storico che ha portato all'esistenza di stati come li intendiamo oggi. E quindi il fatto che lo Stato abbia un primato rispetto alla società, rispetto al fatto che l'unico detentore, che sia l'unico detentore legale dell'uso della forza, non è un qualcosa che si è sempre dato. Se andiamo al sistema feudale nel corso del basso medioevo, lì non c'era un unico detentore del potere della forza, ma c'erano diversi signori, diversi feudatari che controllavano varie zone di un territorio e quindi non c'era un monopolio dell'uso della forza generalizzato come nello Stato, come noi intendiamo oggi. Il rapporto fra la popolazione, fra i cittadini nei confronti di coloro che erano già i re non era diretto, ma c'era una fedeltà rispetto a un signore locale che a sua volta aveva un rapporto in ultimo grado con il monarca. E quindi c'è stata un'evoluzione dello Stato tale per cui si è affermato un monopolio effettivo dell'uso della forza nel corso poi del 4, 5, 6 e 700, dove in particolare concentrandoci sull'Europa, dei monarchi, dei re sono riusciti a imporre effettivamente questo uso, il monopolio dell'uso della forza, con modi anche chiaramente poi brutali nella repressione delle minoranze, nella repressione di persone che professavano una religione diversa da quella che veniva promossa dal monarca di turno, fino a quando nel corso appunto del 6-700 sono riusciti a ottenere un rapporto, se vogliamo, di fedeltà del cittadino rispetto al re, dove quindi il cittadino esprimeva la propria fedeltà nei confronti dello Stato, che era il re in sé per sé. C'è la famosa espressione di Luigi XIV, l'età c'est moi, che un po' esemplifica, lo Stato sono io, che un po' esemplifica questo aspetto. E c'è, se vogliamo introdurre un altro elemento che credo sia importante da portare sul tavolo, anche una volontà di legittimarsi da parte dei re, un principio di legittimazione che si afferma tramite anche l'invenzione di poteri magici che vengono attribuiti ai re in questi secoli. Il potere taumaturgico viene spesso richiamato dei re, per cui i malati vengono portati di fronte al re Enrico VIII, Luigi XIV, chi per loro, che ponendo la mano sul capo di un malato di tubercolosi, quello che era, si supponeva che
che lo potesse guarire. E poi anche c'è in questo l'affermazione del diritto divino dei re, per cui un re non è più sottoposto al potere papale, ma il suo potere discende da un'origine divina. E tutto questo processo che si verifica in quei secoli è indirizzato all'affermazione appunto del monopolio dell'uso della forza da parte dei re nei confronti della popolazione più generale. E poi abbiamo un ulteriore passaggio, quindi c'è l'affermazione effettivamente già del primato dello Stato rispetto alla società. C'è però appunto un ulteriore passaggio che si verifica dalla rivoluzione francese in poi, che porta fino a questi giorni e agli stati nazionali che conosciamo oggi, che è la chiusura, diciamo, delle monarchie assolute che avevano dominato i secoli precedenti alla rivoluzione francese, e l'affermazione di una fedeltà da parte del cittadino che non è più a un re, ma che è all'idea di nazione stessa, e quindi viene diffuso questo concetto di nazione, che è fondamentale per poter legittimare un certo governo, che sia democratico o che non sia democratico all'interno di un certo paese, per poter essere legittimamente il depositario dell'uso del monopolio dell'uso della forza. E questo in maniera analoga rispetto a come i re erano legittimati avviene tramite l'uso di svariati miti, per cui si fa risalire la nascita dell'Italia all'esistenza dell'Italia, il fatto che ci fosse effettivamente un'entità politica chiamata Italia ai tempi di Dante o anche prima, reinterpretando tutta la storia del passato sotto le lenti dello Stato nazionale, sotto le lenti di una fase storica diversa. E questo appunto si sviluppa anche assieme poi alla diffusione della democrazia stessa, che è un elemento che viene introdotto dalla partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle leggi negli ultimi due secoli, e che quindi poi porta anche a un rapporto che viene percepito come stretto fra l'idea di democrazia e l'idea di Stato nazionale, anche se in sé per sé sono due concetti che possono essere assolutamente tenuti separati. Quindi il primo elemento, il primo concetto è quello del primato dello Stato rispetto alla società. Andrei poi alla prossima slide. E il secondo concetto che volevo affrontare è quello di questo rapporto che c'è fra la sovranità statale, cioè all'interno di uno Stato soltanto un soggetto democratico o meno, un governo democratico o meno, è il depositario dell'uso legale della forza, in rapporto invece all'anarchia internazionale. Questo è un elemento un concetto che già è stato affrontato stamattina, dove invece non c'è nessun soggetto che è in grado di far rispettare un insieme di leggi nei rapporti fra stati, ma c'è fondamentalmente una situazione di anarchia, quindi una legge della giungla, per cui il più forte cerca di esprimere la propria volontà. E questo è una visione, insomma, un'idea fondamentale del pensiero federalista, e questa idea di anarchia nazionale, questa idea poi del sistema di stati, è anche una chiave fondamentale per capire i secoli che ci hanno portato fino
fino a dove siamo oggi, quindi i vari tentativi egemonici che ci sono stati nel tentativo di conquistare il potere su tutto il continente europeo, da Carlo V fino a Hitler durante la seconda guerra mondiale, e che sono stati appunto il frutto di questa situazione di anarchia, per cui non essendoci nessuno che poteva imporre una legge, poteva imporre delle decisioni in modo legale, tanti hanno provato a conquistare il potere su tutto il continente, e quindi il fatto che questo non sia avvenuto, il fatto che ci sia stata la formazione di un sistema di stati è il nocciolo centrale attorno a cui interpretare la storia dell'Europa moderna. Su questo un libro fondamentale è quello di Ludwig de Io, Equilibrio e egemonia, che mette bene in relazione questi fenomeni. E quindi questa è quindi la manifestazione del fatto che ciascuno Stato, in una situazione di anarchia, sia adattato a delle relazioni con gli altri Stati che sono basate sulla violenza, che è una violenza che spesso è stata effettiva in tutte le guerre che hanno contraddistinto il continente europeo, ma anche ovviamente al di fuori del continente europeo, come vediamo anche in questi giorni. Oppure è una violenza che è potenziale, nel senso che ciascuno Stato è sempre pronto, ancora oggi chiaramente, ad operare la violenza per poter imporre i propri interessi ad altri Stati, quindi a comportarsi secondo una logica della politica di potenza. E questo poi ha portato anche a una sorta di classificazione di stati fra grandi potenze e piccole potenze, dove in un contesto in cui gli interessi, se vogliamo, di una popolazione di uno stato più piccolo, in una situazione di anarchia, non possono essere protetti, non possono essere promossi da un'istituzione sovranazionale, questo Stato deve mettersi all'ombra di uno Stato, di una cosiddetta grande potenza. Se vogliamo, è lo stesso l'espressione che ha usato Macron la settimana scorsa, del fatto che nel mondo ci sono carnivori ed erbivori, richiama un po' questa idea del fatto che la politica internazionale nella guerra fredda veniva stabilita da Stati Uniti d'America e URSS, e oggi viene stabilita fondamentalmente da alcune grandi potenze che hanno la capacità di decidere effettivamente sui grandi fenomeni. E quindi nel tentativo di poi anche cercare di diventare una grande potenza, c'è stata anche la formazione di stati nazionali, anche di stati che hanno acquisito l'attributo di stati nazionali anche in altri paesi che nel corso dell'Ottocento, nel primo Ottocento non lo erano, come in Italia e in Germania. Questo può essere interpretato anche secondo la logica del fatto che era il metodo migliore per poter competere in un contesto di anarchia internazionale. E poi la progressiva affermazione del nazionalismo fino alle sue manifestazioni più violente e terribili ha portato anche al soccombere delle ideologie tradizionali di fronte al nazionalismo, a chi portava il nazionalismo nelle sue più estreme conseguenze, da cui il fallimento della seconda internazionale socialista, dell'idea dei proletari di tutto il mondo unitevi, che nonostante avesse un richiamo universalistico poi ha portato alla divisione dei socialisti lungo i vari paesi. E quindi su questo mi avvio verso la conclusione. Volevo poi riflettere un attimo, dato che veniva anche menzionato nel
nel dibattito di stamattina, riflettere un attimo sulle istituzioni, sulle cosiddette organizzazioni internazionali, nel senso che queste, e qui possiamo procedere, forse per la precedente. Ah, scusa. Questo? Ecco sì. Sul diritto internazionale, nel senso che questo si presume che nei diritti internazionali tutti gli stati abbiano uguali diritti, ma in realtà è evidente che nei fatti non è così, dato che nell'ONU c'è un Consiglio di sicurezza con membri permanenti, tra cui anche Francia e Regno Unito, come detto, nella NATO in generale è sempre l'americano, nella World Bank il presidente è sempre stato americano, e anche nel Fondo Monetario Internazionale, alcuni USA e UK e altri una posizione dominante. E quindi questo è il frutto di questo assetto basato sull'anarchia internazionale. Perciò questo voleva essere un tentativo di offrire questi due spunti, in particolare questi due concetti, in particolare su come cercare di interpretare il mondo dei secoli precedenti e quello di oggi. Poi come federalisti chiaramente noi ci poniamo in contrapposizione appunto a chi si impegna per favorire la potenza del proprio Stato, ma nella costruzione di istituzioni sovranazionali, e la nostra idea è quella di superare questo ordine e cercare di superare questo scoglio fondamentale che è quello della nazione, che porta a voler preferire, secondo alcuni leader politici, voler preferire quello che viene pensato in modo anche illusorio come il bene del paese rispetto a ideali che sono universali come la democrazia, la libertà, la giustizia sociale, eccetera, che in un rapporto di contrapposizione, se vogliamo, fra la propria nazione e il valore universale dovrebbero avere priorità, e questo è un messaggio che dobbiamo trasmettere con grande vigore, e che è un po' anche la chiave per poter trasmettere a tutti il fatto che, se vogliamo limitarci a vivere in questi stati nazionali che non riescono più a garantire adeguato benessere, adeguata sicurezza, adeguati diritti alla popolazione, noi dobbiamo superare questo scoglio fondamentale, che non è uno scoglio che è facile superare, e se vogliamo poi andare anche all'ultima slide, che non è uno scoglio che è facile superare, anche perché gli stati si muovono, questo secondo l'insegnamento in particolare di Machiavelli, per autoconservare il proprio potere, e quindi troveremo sempre persone che vorranno mantenere la realtà attuale, e soltanto dei tiepidi difensori, ma è questa la chiave per poter cercare di scardinare la realtà attuale. E su questo mi fermerei. Ho poi lasciato nell'ultima slide un paio di consigli di letture da cui ho preso spunto per questo intervento, in particolare questo saggio di Sergio Pistone pubblicato sul federalismo e ragion di Stato, e poi una lettera di Albertini che bene chiarisce questi temi. Grazie. Grazie Gianluca, ringraziamo il dottor Monato, è stata una bella relazione. Partiamo quindi un po' da questo. Prima però di ripartire mi chiedeva il professor Anselmi di dirvi che qui abbiamo anche dei volantini, che martedì 26 novembre alle 16:30 presso la Società Letteraria di Verona, che molti di voi già conoscono, in piazzetta Scadetti Rubiani, si terrà un incontro su quali istituzioni per progredire l'integrazione europea. Ci saranno, a parte Daniela Brunelli, che è la
presidente della società letteraria un'amica, insomma, del movimento federalista, Federico Fabrini, che conoscete molti, che adesso insegna anche la Dublin City University, e Caterina Fratea, che è docente universitaria di Verona di diritto dell'Unione Europea, con Giorgio Anselmi stesso, che farà da moderatore e da presidente, insomma, del dibattito. Quindi se qualcuno vuole anche Ripeti la data e l'orario. martedì 26 novembre alle ore 16:30 presso la città letteraria di Verona. E ecco, insomma, ci sono ancora dei volantini qua disponibili, chi desidera poi, insomma, li prende direttamente dal tavolo. Ecco, a questo punto Lorenzo, già voi... Sì, prego. Scusate, oggi sono Questo, c'è questo. Pronto? Scusa, approfitto dell'occasione perché c'è un termine collegato con lo Stato e con la ragione di Stato su cui vi invito a riflettere. Il termine confini. Confini è un termine ambiguo, perché è il luogo nel quale tu hai il confine, tu incontri l'altro, ma nel confine tu ti separi anche dall'altro. E quindi il confine nella concezione dello Stato, ricordatevi bene che è un termine artificiale, non naturale, non viene dalla natura, anche se noi dopo lo decliniamo, noi siamo quelli dentro nel confine con la nostra etnia, con la nostra lingua, con la nostra cultura, con la nostra religione, mentre gli altri sono fuori. Può essere un luogo di incontro con il diverso, o con il diverso da me, e che è oggetto come Marco Polo, che è nato in cerca di nuove avventure, di scoprire cose nuove, oppure essere un problema di chiusura. Eccoci. Oggi siamo di fronte al problema del superamento dei confini. I confini sono superati da due categorie di persone: quelli che hanno soldi, che girano il mondo, tendenzialmente anche una categoria giovanile, che non si pongono il problema di andare in giro, oppure dei migranti, che sono i poveri, che vogliono superare i confini, no? E questo pone un problema estremamente grosso, che è il problema dell'identità culturale, cioè chi siamo noi, come li incontriamo con gli altri. Ricordatevi che cosmopolita, quello che gira per il mondo, è un termine sul piano politico che viene utilizzato per disprezzare l'avversario politico, perché l'avversario politico, quando tu dici che è cosmopolita, vuol dire che non ha nessuna radice, non tiene ai problemi radicati sul territorio nazionale, ma che lui, siccome ha i soldi, può girare e fare i cavoli suoi. Oppure è il povero che viene qui e viene a portare via il nostro lavoro, la nostra identità, la nostra cultura e compagnia cantante. Quindi il termine confine è un termine sul quale dovremmo assolutamente ragionare e individuare il modo con cui tu vai a superarlo, mantenendo però la problematica dell'identità, che è una problematica assolutamente positiva. Attenzione, cioè uno ha bisogno di riconoscere se stesso, riconoscere la sua collettività, altrimenti perde di vista la capacità di riconoscersi come persona, di riconoscersi come popolo. Però un conto è gestire questo problema in termini di contrapposizione e il problema è in termini di dialogo. Vi faccio solo notare, e ho finito, che coloro che hanno un'identità debole o scappano o confliggono. Quelli che hanno un'identità forte dialogano. Cioè, se io sono convinto delle mie opinioni, vieni qua tu che ha un'opinione diversa dalla mia e discutiamone se sono convinto. Se invece uno è debole, tendenzialmente o scappa o tende a confliggere. Non discuto, vai fuori dalle scatole e non ne parliamo più. Quindi il termine confini nella sua ambiguità è un termine che rende in maniera plastica, no, queste problematiche. Ringrazio Gianluca delle osservazioni che ci hai fatto e che secondo me sono molto molto pertinenti per capire quello che stiamo vedendo. Grazie.
Prego. Scusate se intervengo una seconda volta anch'io. Volevo concludere il primo intervento di questa mattina dicendo che dovremmo essere un po' tutti come i templari, i quali attraverso il commercio si relazionavano con tutte le popolazioni del Nord Africa e anche oltre in pace e in armonia. E l'obiettivo era quello di avere relazioni commerciali. Erasmo, se non ricordo da Rotterdam, diceva che i popoli che commerciano fra di loro non sono in conflitto, perché i conflitti creano difficoltà di relazioni. Sempre basandomi sulla mia attività di spedizioniere, quando è successa la Brexit ho parlato con un mio amico, tu sei specialista con la Gran Bretagna, sarà un bel problema? No, sarà un grande vantaggio, perché io anche guadagnando 10 euro ad operazione doganale in import e in export, dato che ho la mia società IVA, guadagnerò 20 euro a spedizione e su 100.000 spedizioni all'anno avrò un vantaggio non indifferente. Però per il consumatore britannico la situazione è totalmente ribaltata. Quindi la necessità di comprendere che i confini, fra virgolette, non dovrebbero esistere, per me è un mantra quotidiano, perché noi spediamo dalla Francia alla Polonia, dalla Cina agli Stati Uniti, dall'India all'Italia, dalla Etiopia al Giappone. I confini non esistono e per quanto concerne la mia concezione dovremmo essere sempre in una logica di civile convivenza, nel dialogo, nel confronto, perché non possiamo pretendere di avere sempre ragione. C'è qualcun altro che ha un'altra opinione e se ci confrontiamo possiamo trovare delle linee comuni sulle quali poter fare anche dei pezzi di strada assieme, mantenendo ognuno le proprie caratteristiche, le proprie sensibilità, le proprie tradizioni. Nulla mi vieta però cercare di capire ed entrare in ragionamento con i tuoi principi, le tue sensibilità, e insieme facciamo la strada comune, perché è interesse comune. Grazie. Allora adesso abbiamo una signora che ha chiesto di intervenire, scusate non conosco il nome di tutti, prego, venga. Io vorrei parlare di là, però se lei ci dice anche il suo nome, così. Allora mi chiamo Annarita Panzitta, basta così oppure devo aggiungere altro? Non ho ancora capito se questo incontro possono fare domande oppure solo riflessioni, interventi, perché nel caso è giusto mi metto da una parte o dall'altra. Allora faccio tutte e due, faccio la domanda e faccio pure la risposta, così non scontento nessuno. Allora la mia domanda è, a prescindere dal fatto che io sono entrata in ritardo rispetto all'inizio dell'incontro, perché siamo andati a mangiare a Quinto, quindi non ero qua. Magari è stato già detto, nel qual caso scusatemi. La mia domanda è: perché lo Stato? Perché le mie conoscenze porto, poi non so quello che ha detto lei, nel 1648 nasce lo Stato-nazione, forse no, ma insomma è quello che sapevo. Perché è nato lo Stato-nazione, lo Stato nazionale? Sono arrivata quando lei parlava di Luigi XIV, XX no? Io sono uno Stato assoluto. Per quali motivazioni sono la base della nascita
di questo nuovo soggetto internazionale che si presenta sulla scena mondiale, europea almeno. Questa sarebbe stata la mia domanda e adesso le dico la mia risposta. Vediamo se concordiamo, altrimenti va bene lo stesso, insomma, possiamo scambiarci. E dalla mia risposta iniziale, che parte ovviamente da quel periodo, arrivo alla situazione attuale. Velocemente, non faccio, almeno speriamo velocemente, perché ho l'abitudine di parlare molto purtroppo. La nascita di questo soggetto era funzionale agli interessi economici, commerciali di quel periodo, perché lo Stato-nazione garantiva al commercio e alla produzione delle regole uguali per tutti su tutto il territorio. Quindi era funzionale ad un'economia che si stava sviluppando dopo il Medioevo, dopo le rotture che dico tutto, mi abbrevio, e quindi era funzionale a quegli interessi. Torniamo ad oggi, salto tutto, Napoleone, diritto, tutto, Europa, tutto. Arriviamo ad oggi. Ha ancora importanza lo Stato-nazione? Visto che, e mi riallaccio a quello che diceva lei, visto che, anche l'altro signore, non mi ricordo, eccolo là, visto che oltre i confini, oltre a non essere osservati dai giovani per viaggio, per turismo, perché tutto il mondo appartiene ai giovani, e ai migranti, perché hanno bisogno, non interessa più all'economia, perché l'economia è globalizzata, perché sono le multinazionali, se possiamo ancora chiamarlo così, ma non lo so, che non hanno bisogno, loro producono in Thailandia e vendono in Germania, dico una fesseria come un'altra. I confini, non solo per l'economia reale della produzione vero e proprio, ma anche per i capitali. Non ha senso parlare di confini. Quindi esiste ancora lo Stato-nazione? A questo punto, visto che un'ultima sottolineatura, alla base dello Stato-nazione c'è la forza fisica, la forza dell'esercito, dai, la violenza. No, la moneta lasciamola da parte, perché ora prendiamo un altro argomento che... No, allora, parliamo degli eserciti. Cioè, allora, lo Stato garantisce la difesa, l'ordine all'interno e la difesa dall'esterno. Sapete, vero, che noi non abbiamo più le forze armate di una volta, no? Le caserme demanio militare stanno per essere smantellate, ci sono soltanto i soldati o le varie categorie di graduati volontari e sono messi per le varie azioni di pace, tra virgolette, di pace, e quindi l'esercito non c'è più, per cui la funzione della tutela dei confini non c'è più, non esiste più. Questo è uno dei motivi che ci fa pensare che lo Stato-nazione si sta dissolvendo e quindi siamo in una fase di transizione verso un altro ordine mondiale. Va bene la domanda e risposta? Grazie. Allora, recentemente ho trovato una bella frase di Levi Strauss, che avevo citato anche il professor Montani stamattina, antropologo. La frase diceva che il senso dell'umanità si ferma al limite della tribù. E mi chiedo oggi se la nostra tribù non sia lo Stato o la nazione. Vedo anche nella Costituzione, i primi articoli, si parla dei diritti della persona, poi progressivamente negli articoli successivi si parla del cittadino.
Dunque, a un certo punto i diritti della persona diventano l'appanaggio del cittadino. I discorsi che sentiamo adesso su ampliare l'accesso alla cittadinanza è ostacolata perché di fatti non si vuole allargare l'attribuzione dei diritti dell'uomo a chiunque. Ritroviamo il discorso dei confini. E volevo anche dire questo, che cioè quella frase di Lévi-Strauss per me chiarisce un po' un problema fondamentale e psicologico o sociologico dell'essere umano. Dobbiamo avere, che ritrovo anche nel testo del Vangelo, chi è il mio prossimo? Il prossimo sarebbe per noi italiani, sono gli altri italiani, in una certa visione. Invece nel Vangelo si dice è colui al quale ti avvicini. Ritroviamo anche nelle religioni, penso, un senso di umanità. Penso che la nostra tribù dovrebbe essere, come oggi è un po' controcorrente alla situazione odierna, la nostra tribù dovrebbe essere l'umanità, il genere umano. Però abbiamo immaginato tante divisioni che attualmente si aggravano per le condizioni economiche, sul quale non devo aggiungere altro. La globalizzazione che voleva estendere il cosmopolitismo, oggi invece ha creato il ritorno per motivi delle paure che certe categorie risentono, ha fatto riemergere l'appartenenza alla tribù, e è la tribù che mi difende. Certo. Mi fermo qui. Grazie. Iniziamo adesso, io farei intervenire di nuovo il professor Montani, Guido Montani, che così magari ci rilasciamo anche da cose che sono state dette sia avanti. Sì, no, in verità avete sollevato il problema dei confini e del nostro impegno, e mi è venuto in mente, se volete, un ricordo personale, ma non solo personale, della vita del movimento. Io sono entrato nel movimento federalista europeo come giovane, quando sono arrivato vicino all'università e poi all'università, negli anni in cui c'era De Gaulle al potere. E in quegli anni una delle azioni che facevamo come giovani federalisti era l'azione frontiere. Lo ricordo perché noi andavamo a distribuire volantini alle frontiere per dire abbasso le frontiere. Ricordo due episodi in particolare, andavo spesso, però andavamo in particolare sul ponte di Kiel, che è il ponte che unisce Strasburgo alla Germania, e lì distribuivamo volantini abbasso le frontiere. Naturalmente arrivava soprattutto la polizia francese, la polizia tedesca era più benevola, ma quella francese aveva i manganelli. Una volta abbiamo addirittura osato andare a Ventimiglia, salire sul treno che partiva per la Francia, prima di salire sul treno che partiva per la Francia ci siamo presentati alla frontiera e poi abbiamo detto abbasso le frontiere, siamo saliti sul treno e non abbiamo mostrato le carte di identità. Allora veniamo a mostrare le carte di identità e il passaporto. La polizia è salita e purtroppo siamo saliti noi, ci siamo messi tutti in un vagone piombato e la polizia ci ha di nuovo. Ecco, questo te lo ricordo semplicemente perché mi sembra molto importante che i federalisti, i giovani in particolare, ricordo poi un episodio dei giovani che mi fa molto piacere, si ricordano che queste piccole iniziative hanno poi creato quello che oggi si chiama cittadinanza europea e hanno creato il superamento del mercato comune come era concepito allora, dove c'erano ancora le barriere doganali. Via le barriere doganali, merci, servizi, capitali circolano. Oggi abbiamo l'euro, oggi abbiamo l'idea della cittadinanza europea, l'idea, più che l'idea,
la giurisprudenza europea, perché abbiamo tutta una copertura sui diritti europei che, come vedete, il diritto europeo prevale sul diritto nazionale. Questa è la fine dei confini. Cioè, chi vuole abbattere i confini deve seguire questa strada. E a me ha fatto molto piacere vedere che la GFE italiana ha recentemente preso un'iniziativa per un dialogo, dopo Ventotene, per un dialogo tra palestinesi e giovani palestinesi e giovani israeliani. Ecco, questo lo dico perché se vogliamo costruire una cultura della pace, bisogna partire da questo, mettere insieme i nemici, cioè farli dialogare fra di loro in la ansia, cioè siamo tutti sotto il cielo e quindi i nemici devono diventare amici. Ecco, se riusciamo a fare questo e avere delle iniziative anche locali e poi europee e poi mondiali che vanno in questa direzione, ma soprattutto partire dal basso, partire dalle iniziative che possiamo fare nelle nostre città o con i nostri amici. Io credo che sia questo un punto che dobbiamo tenere presente. Prima che arrivi Giorgio Smeto, io vorrei protestare contro questa pubblicità occulta che stiamo dando a una rivista di geopolitica, l'IMES. No, la geopolitica l'aveva spiegata molto bene Andreotti. Dobbiamo far accendere. E parla sul microfono. Senza, adesso va, sì. No. Non si sia consumato più da dubbio. Meglio metterlo seduto. No, ma credo che sia consumato la faccia. Senza l'onnipresente Dario Fabbri, no? Insomma ormai mi sta presupposti teorici del cosiddetto realismo politico abbiamo chiariti da tanto tempo, insomma in Dario Fabbri ci sono molti temi. Ma risalendo a Andreotti, o risalendo a quel che mi è capitato ieri mattina, ero un B&B a Castelfranco. A un certo momento la signora sopra si è svegliata alle 5:30, ha cominciato a camminare avanti e dietro e io... Andreotti diceva i vicini capitano, non si seguono. Ma c'è politica in quella cosa lì. I vicini ti capitano, e se ti capitano ti capitano, insomma quello che ti sta sopra la testa, quello che è al di là del fiume, quello lì, no? Ora, nella nostra tradizione di pensiero c'è una contraddizione molto forte tra i grandi valori, il tema è venuto fuori che stamattina inevitabilmente, perché le democrazie sono meno bellicose, eccetera, no? Le democrazie, da un lato, predicano dei valori che dovrebbero valere per tutti gli uomini, per tutti i tempi, no? Proletari tutto il mondo uniti, libertà per tutti, giustizia per tutti, eccetera, eccetera. Le ideologie hanno, le grandi ideologie europee, il liberalismo, la democrazia, il socialismo, predicano valori per tutti, al contrario i nazionalisti invece prima gli italiani, prima i tedeschi, prima eccetera, eccetera. La ragione di Stato, tema di cui ti sei occupato tu, creano contraddizioni però. Pensate a Foscolo, ma Napoleone è il liberatore o il dominatore? È quello che viene qua, porta via i quadri, porta via i soldi, porta via, no? Cos'è? È stata l'una e l'altra cosa Napoleone, contemporaneamente, no? Perché c'è lo Stato, pensate ai comunisti, compreso Togliatti, che vanno in Unione Sovietica, no? La subordinazione di tutti i partiti è la ragione di Stato dell'unico paese che aveva realizzato appunto il comunismo, quindi necessariamente gli altri dovevano conformarsi agli interessi di quel paese e anche alle diverse strategie che quel paese aveva nei vari momenti appunto della storia. È un problema grave questo. Ignazio Sirona, che è stato anche tra i nostri iscritti, l'ha descritto in questo modo: la più grande nazionalizzazione realizzata dal socialismo è la nazionalizzazione del socialismo. Questo è, o no? Che persino in termini nazionalsocialismo, eccetera, partito di operai tedeschi, eccetera, no? Questo. E alcuni contenuti che erano anche il manifesto di San Sepolcro, eccetera, del fascismo italiano, no?
l'elemento nazionale che prevale su elementi sovranazionali e tendenzialmente cosmopolitici universali, cosa non tutt'altro che di poco conto, no? Che crea proprio nella coscienza stessa degli uomini, nei giacobini italiani, quelli tedeschi, no? Ma se Napoleone sono venuti qua per liberarci, i francesi, e poi si comportano in quel modo lì, ma che liberazione è questa qua? Ora, noi in Europa abbiamo assistito a quella che possiamo chiamare la parziale convergenza delle ragioni di Stato, cioè un equilibrio internazionale che conosciamo della guerra fredda, no? Fa sì che gli Stati dell'Europa occidentale, anche sulla spinta esogena molto forte da parte degli Stati Uniti, il piano Marshall e tutto quello che ne è seguito, cominciano appunto a collaborare tra di loro e trovano delle forme di convivenza. Lì vale quello che diceva prima bene il professor Mori, citando quella tipologia fatta da Roberto Bocca, no? Interessante questa qua. Mi dispiace che non sia la linea che riconosci stamattina, perché si poteva proprio una terza famosa ipotesi, no? Quando però questa convergenza, che può essere fortissima, sapevate per esempio che l'URSS di Stalin ha ricevuto aiuti cospicui dagli Stati Uniti d'America durante la seconda guerra mondiale? Aiuti cospicui, chiaro? Il giorno dopo finisce la guerra, sapete bene, Yalta, Potsdam, eccetera, capite? Aiuti cospicui. La ragione di Stato, la roba lì, l'ha detto che dicevo prima, non mi interessa il colore del gatto purché prende il tono, è un'espressione straordinariamente lapidaria della ragione di Stato. La ragione di Stato è quella cosa lì, chiaro, micidiale, insomma, che fa passare soprattutto le ideologie, le religioni, eccetera. Papa alleato con il sultano contro il cristianissimo imperatore, la storia è piena anche in Europa di queste cose. Allora noi in Europa abbiamo realizzato una parziale convergenza delle ragioni di Stato, no? Che pian piano è stata istituzionalizzata, quello che ha detto Guido, che non vedo più adesso, eccolo qua, è stata istituzionalizzata ed è l'elemento fondamentale il fatto che è stata istituzionalizzata, perché la Meloni si trova di fronte a un problema. Adesso avete visto i giudici ricorrono al diritto europeo, dicono alla Corte di Giustizia che deve dire, no, non è mica una cosa di poco conto questa, no, noi in realtà siamo sfuggiti da una serie di crisi in vari paesi, persino i paesi più recalcitranti, in qualche modo in questo ordinamento, pur ancora imperfetto, devono. Ora, il problema è che dobbiamo porci qui, dobbiamo porci tutti noi. Ma per arrivare a una qualche forma di collaborazione a livello mondiale che riguardi un fondo mondiale per l'ambiente, per la salvaguardia dell'ambiente, famose COP questi giorni, no? Che riguardi la moneta, un ordine monetario mondiale, ci sono elementi sufficienti oggi per arrivare a una parziale convergenza di tutti i popoli della terra per realizzare alcune, in nuce perlomeno, istituzioni capaci di governare alcuni aspetti del processo, per esempio appunto evitare la catastrofe climatica, quella nucleare, eccetera. Questo è il grande tema, credo, che dobbiamo avere di fronte. Se guardate la difficoltà anche sento spesso poi insomma i cosiddetti realisti che si mettono poi anche a ridere, no, vertici non servono a niente, viaggi inutili, tutte quante queste cose. Nella precedente COP mi sembra che insomma sono stati 20 ore, tutto quanto la notte, l'accordo è arrivato la mattina, c'è stato un battimare, eccetera. Non dimentichiamo mai questo aspetto. Lì, quando ci sono queste notti insonne che si fa, in passato anche loro per salvare la Grecia o non salvare la Grecia, non dimentichiamo mai che lì si sviluppa e si vede, non ho letto il libro di Varoufakis, ma Michele Fiorello, il nostro buon amico, insomma, è nato a Cesare Verona, aveva detto che nel testo Varoufakis si ricorda che l'ex ministro del tesoro tedesco Schäuble, che tutti conosciamo, morto, disse a Varoufakis in un certo momento: guarda che se io fossi al tuo posto avrei le tue stesse posizioni. Se io fossi al tuo posto, cioè se io fossi il ministro dell'economia della Grecia, mi comporterei come te, avrei le stesse posizioni. Tu avete capito che è un'espressione straordinaria che cos'è appunto la ragione di Stato, dell'impero che la ragione di Stato genera in chi è costretto in qualche modo a difendere perché è legato a quell'interesse, a quel paese. C'era stato, sempre durante le elezioni, c'era stato un movimento in Grecia che diceva: ma se è la Germania che decide per noi, le vere elezioni importanti sarebbero quelle tedesche, mica le elezioni, vi ricordate, no? Alla fine del governo di Tsipras, eccetera. E quindi domandiamocelo questo.
nella mentalità delle persone, oltre che degli stati, eccetera, lì c'è, lasciatemelo anche dire, io credo, lo dico spassionatamente, siamo qui, tutti possono intervenire, movimento democratico, per verità, un ruolo importante delle elite e degli intellettuali che non possiamo affatto trascurare. Cioè di coloro che dovrebbero essere mica quelli che si disinteressano, ma coloro che danno delle indicazioni, indicano delle risposte, oltre che della politica anche. E quando vedo la rinuncia oggi di molti, insomma, il disinteresse nell'accademia, non solamente nell'accademia nei confronti di questi problemi dell'umanità, dico, è l'abdicazione dello stesso fatto che uno pensa, no? Che è un uomo prima di tutto e dovrebbe avere questo ruolo. E il ruolo più nobile lo si ha, c'è una frase molto bella del noto richiamo molto di René Girard, no? Il quale dice: guardate che alcuni grandissimi illuministi erano in realtà dei nobili, no? Baroni, conti, eccetera, che hanno avuto il coraggio di contestare gli interessi della loro classe sociale, capite, no? Per difendere la libertà, una libertà, una democrazia che sarebbe stata dell'interesse naturalmente di tutti. Questo è il tema. La battaglia è questa. La battaglia è questa, perché se non riusciamo, torno a Castelfranco. Allora passo e vedo sacchetti di sabbia dappertutto, non era mai successo. A Castelfranco conosco, se metto la macchina o a piedi, vedo dappertutto sacchetti di sabbia, no? E avevo visto per caso che la piazza Giorgione, una bellissima piazza Giorgione di Castelfranco, allagata, eccetera. Parlo con, se voi trevigiani conoscete, parlo con il panificio dove vado a prendere al mattino perché il bed and breakfast è solamente bed, è arrivato bed and breakfast, non ti hanno più da mangiare dopo il Covid, se lo portato. E dice sì, noi ne abbiamo avuto 3 quest'anno, 3 allenamenti, 2 in primavera e 1 adesso, con gli aspetti drammatici che ci sono, che non ci pensiamo mai, a noi a cui non capita, perlomeno noi veronesi. Nei territori della Romagna in cui sono gli stessi allenamenti frequenti come quelli, sapete cosa è successo? Il prezzo delle case si è azzerato, il prezzo delle case si è azzerato, chiaro? Cioè nessuno più vuole andare a operare gli altri quel posto lì. Quindi delle persone intervistate hanno detto: ma nel momento in cui io volessi anche, cosa faccio? Ho un capitale che è diventato che sia appunto azzerato. Allora la reazione di Giorgio Anselmi è: ma guarda che fortuna, io vivo vicino all'Anse, ho un parco di Pontoncello in cui, no, come è successo, se l'Anse arriva, vabbè, si allarga talmente di chilometri che insomma prima che rompano gli argini, eccetera. Questo è il contrario. Dove vivo io quel problema non c'è, quelli di Castelfranco se lo vedranno loro, eccetera, quelli di, non so, chiaro? Il passaggio dalla ragione, perché la congiura che c'è in ogni Stato è farti credere che tutte le cose importanti che avvengono dove? In Italia, in Francia, avvengono in Francia, ogni giorno noi siamo qui per questo oggi, per permettere al nostro cervello di ragionare al di là del lavaggio del cervello che ogni giorno i media fanno, perché i media ogni giorno fanno questo lavaggio del cervello, vogliono farci credere che tutte quante le cose importanti sono quelle che succedono in Italia, in Francia, eccetera, no? Ecco, credo che il contributo che insomma, abbiamo modestamente tentato di fare oggi, e ringrazio oltre ai 2 relatori presenti e anche gli altri la partecipazione, è quella di prendere consapevolezza appunto di questo, perché se sono stati gravissimi rischi che avevamo appunto in passato, oggi non siamo di fronte a rischi maggiori. Io dico, uno dei miei figli a cui non so rispondere, uno dei miei figli mi ha detto: io figli non ne faccio. Com'è la situazione attuale nel mondo, vedendo soprattutto la crisi climatica a cui è particolarmente sensibile, in questo momento qua io non me la sento di mettere al mondo figli. Non è una cosa indifferente sentirsi, io sono diventato nonno, mio nipotino sono felicemente nonno, non è una cosa sentirsi una cosa di questo tipo. Torniamo a Hannah Arendt che diceva: gli uomini non procreano, gli uomini mettono al mondo. Straordinario, gli uomini mettono al mondo. E la domanda più terribile che anche a me è stata posta è, da parte di un figlio: in che mondo mi hai messo al mondo? Spettatezza del mondo. Diciamo che
Gibran, si dice no, i figli non sono vostri figli, ma sono figli della vita, del desiderio che è la vita di se stessa, no? In realtà non è una decisione che prendiamo a freddo. Ma io ricorderei anche rispetto al discorso di Guido, adesso prima scherzavo sui confini, che in realtà però l'ultima notizia è che l'Olanda ha rimesso i controlli sempre temporanei da adesso fino, mi sembra, a maggio, insomma. E quindi diciamo anche quel privilegio con Schengen, con il trattato di Schengen, che pensavamo di vedere insomma abolito i confini interni dell'Unione Europea, invece no, prima era stato il Covid con i quali erano tornati per motivi sanitari, no? Adesso invece sembra che stiano scomparendo, poi vabbè c'è pure la Brexit, no? Ci sono politiche con la quale diciamo sono ritornati dei confini, no? E quindi in realtà cioè, da questo punto di vista anche vediamo come un'azione politica che sia costante, no, sia assolutamente necessaria, cioè dobbiamo continuare a fare pressione se vogliamo, quindi diciamo non c'è un'inevitabilità diciamo hegeliano marxista per la quale comunque il mondo no, automaticamente perché si evolve l'economia diventa un'economia cosmopolita e quindi necessariamente diventerà no, un mondo cosmopolita, un po' anche questa illusione che stava alla base dell'Organizzazione Internazionale del Commercio, no? Il famoso WTO, che adesso non si sa, ma sostanzialmente ha cessato di funzionare perché le commissioni, i panels non lavorano più perché non hanno più nominato i giudici dei panels. In realtà questa illusione no, che il cosmopolitismo economico avrebbe portato anche a una diffusione della democrazia necessariamente, si diceva a proposito di Alberti, no, inevitabilmente, no? Cioè come se ci fossero degli automatismi della storia, questo in realtà non esiste, è anche il motivo per cui esiste il nostro movimento, no? Esiste un movimento federalista europeo, esiste poi la UEFA a livello europeo, adesso ci dice Guido, si sta cercando no, di rimettere in piedi un movimento federalista mondiale, con tutte le difficoltà anche di confronto culturale che questo comporta, ma questa è assolutamente una necessità perché diciamo, l'idea della federazione mondiale e l'idea della federazione europea non si possono realizzare senza che ci siano delle persone su cui camminano queste idee. Cioè la nostra funzione di militanti, perché anche c'è qualche amico che dice ma cosa vai lì a perdere la domenica, no? L'avranno detto anche a voi, no? Questi qui che fanno discorsi fumosi, eccetera eccetera e così via, diciamo, invece secondo me diciamo, è il fatto che ci prendiamo un compito da volontari, che è il compito più difficile che esista, di portare avanti questa idea senza la quale, cioè, se non ci siamo noi federalisti che pensiamo appunto a queste cose, se non ci siamo noi federalisti che portiamo avanti questo tipo di azione politica, non c'è nessuno. Cioè l'azione politica che facciamo noi, la facciamo noi, non la fa nessun altro. Non ci sono partiti politici impegnati su questo. Non ci sono, mi sembra, oppure se sbaglio, diciamo, altre entità diciamo, nell'ambito politico, dico poi se pensiamo all'associazionismo, non ci sono però delle idealità sicuramente, no? Però non c'è nessun altro movimento politico che in questo momento sia sulla scena, oppure io non lo conosco, avvisatemi magari o intervenite, sono per dirmelo, che in qualche modo porti avanti questo tipo di azione politica che è indispensabile, cioè se vogliamo appunto che ci sia diciamo, una speranza, che ci sia un futuro, ecco, insomma, anche per rispondere anche alle domande dei figli di Giorgio, ma non solo chiaramente loro, ci deve essere questo tipo di azione politica, dopo la quale su tutto il resto noi potremo continuare a dividerci, le ideologie, no? Socialismo, liberalismo, così e quelle continueranno forse ad esistere, insomma, così, però questo è un tipo di discorso. Ecco, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, prego. Dico solo, dovremmo inventarsi un Elon Musk federalista. Lascia perdere. Solo per i lascia perdere. Un altro imprenditore, che
non vorrei che a suo modo lui pensasse. Prego Marco. Allora, siamo partiti dai grandi sistemi e vorrei andare su qualcosa di molto pratico e concreto. Cioè, la mia sensazione in questo momento, anch'io ho, come quello che parlava prima, 81 anni, quindi fortuna di star bene, stare qua a parlare con voi, e dall'anno scorso il mio cervello si è espanso con l'intelligenza artificiale. Non scherzo, Quindi improvvisamente sono riuscito ad affrontare temi che non mi ero mai sognato, no? E quindi io ho un grande entusiasmo per il futuro e quindi spero che i giovani possano avere il mio stesso entusiasmo. Non so se i giovani nostri hanno questo approccio alla realtà. Ho un contatto ultimamente con un ragazzo africano in Tanzania, quindi è un ragazzo di 25 anni che ha studiato agraria e sta formando gli agricoltori della Tanzania. Ha prodotto 5 libri in Swahili, quindi la lingua dei padri, e diffonde le nuove prassi operative agricole presso gli agricoltori del suo territorio. Ma lui è un ragazzo da 25 anni, laureato agraria, che ha scritto 5 libri, ma scherziamo, cioè il futuro è in mano di questa gente qua, cioè è gente fortissima, gente che ha una carica enorme. Allora io, che sono in contatto con lui, mi sento una potenza, avete capito? Quindi questo è il senso della mondialità, no? Se ci guardiamo sempre all'ombelico, va bene, l'ombelico è tutto, ma invece il mondo è enorme e scopriamo nel mondo gente fortissima. Ecco, questo secondo me deve essere aiutato. Pensate che adesso l'ho messo in contatto con Ferron, stiamo traducendo i risotti in Swahili, cioè cose di questo tipo, ma è fantastico. Quindi secondo me volevo portare un po' di entusiasmo. Grazie. Prego, abbiamo il segretario vieni qua, che ti diamo il microfono, vieni via. Prima di preparare un risotto in Tanzania. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi presento, anche se credo che la maggior parte di voi ormai mi conosca perché abbiamo condiviso tante cose insieme. Sono Lorenzo Nisto, segretario della sezione di Padova dei federalisti europei. Volevo fare un'osservazione positiva e pacifica sul discorso che abbiamo fatto sui confini. E visto che è stato menzionato il ponte sul Reno che collega le città di Kiel e di Strasburgo, con i federalisti europei ci siamo passati molte volte, l'ultima volta quest'estate quando siamo andati a fare quella manifestazione davanti al Parlamento europeo. Io credo che quel ponte lì, ma come molti altri confini nel nostro vecchio continente, sia proprio il vero simbolo dell'Unione Europea, perché collega due nazioni. Tra l'altro Strasburgo e Kiel sono collegate anche da una linea di tram, quindi a maggior ragione bisogna rafforzare i confini in un'Europa federalista che non deve essere affatto indebolita dagli scenari degli equilibri internazionali che verranno a crearsi adesso anche dopo l'elezione di Donald Trump. Concludo molto brevemente comunicandovi alcuni dati che mi sono capitati su Tokyo nei giorni scorsi. A Padova recentemente abbiamo fatto un evento sui referendum che ci sono stati in Georgia e in Moldavia per l'adesione all'Unione Europea. Tutti noi sappiamo come sono andati a finire, i popoli di queste due nazioni hanno manifestato il loro interesse a entrare a far parte della famiglia europea. Però guardando i sondaggi su
sui voti delle elezioni americane per gli europei, cioè cosa voterebbero gli europei se fossero americani, focalizzandosi un attimo su Georgia e Moldavia, viene fuori che comunque questi due paesi sarebbero stati più propensi a votare per Donald Trump, quindi sì, è giusto accoglierli all'interno della famiglia europea, però così si rischia a mio avviso che gli equilibri appunto si spostino verso una corrente filo-trumpista anche qua in Unione Europea. Grazie. Moldavia e Georgiani. Prego, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego. Una bella cosa. Vai al microfono. Una bella cosa è quella che capiterà a Favorizia e non Lorica. Quella è una bella cosa, dovrebbero essere una città sola. Città della cultura, nuova cosa di Gorizia. Ci possiamo godere della città in una. Se non ci sono altri interventi, io dichiaro anche il 14° ufficio del dibattito regionale del centro regionale del Veneto concluso. Non so se tu vuoi, no, invece se c'è qualche replica vuoi fare tu. Ma poi già molto è stato detto, giusto due osservazioni rispetto alla suggestione che veniva proposta dalla signora, che adesso penso sia sul ruolo dello Stato. Credo che qui soffriamo anche di una questione di un problema di percezione che abbiamo come europei, nel senso che come europei viviamo in stati nazionali che non hanno strumenti per rispondere ai problemi di oggi e non hanno strumenti per rispondere alle istanze che provengono dai cittadini, e quindi abbiamo la percezione di uno Stato che non esiste, che non può offrire risposte, ma il problema sta nelle dimensioni del nostro Stato, che non è in grado di rispondere appunto alle più grandi sfide che stiamo vivendo in questi giorni, non dello Stato in quanto tale. Questo insomma è una cosa abbastanza banale da dire, però credo che è una percezione che sia una percezione che è abbastanza diffusa nella popolazione, che si manifesta poi nella sfiducia nei confronti della classe politica nel suo insieme, e che dobbiamo insomma tenere in conto nelle nostre anche iniziative rivolte verso l'esterno. E poi mi viene in mente un'osservazione rispetto all'intervento del professor della Giustina, che parlava dei diritti nelle varie costituzioni e quant'altro, e su questo c'è un'osservazione che mi viene in mente, che fa Hamilton nei suoi scritti nel Federalist, dove rileva il fatto che di fatto tutte le dichiarazioni dei diritti sono scritte su una menzogna, nel senso che tutte le dichiarazioni di diritti vengono elaborate da parte di governi, stati che rappresentano una parte della popolazione mondiale, ma i diritti in quanto tali, la libertà, l'uguaglianza, la giustizia sociale, libertà di associazione, di pensiero, eccetera, sono diritti che sono per propria natura universali, e quindi sono tutte dichiarazioni che sono di fatto fallaci, quindi di nuovo come federalisti è fondamentale rilevare il fatto che dobbiamo costruire questi mezzi, queste istituzioni per rendere operativi questi diritti e renderli effettivamente universali, dove come federalisti ci rivolgiamo all'umanità nel suo insieme, e quindi affrontare poi i vari problemi del mondo. Su questo mi veniva in mente rispetto sempre ai problemi di prospettiva che abbiamo, che per parlare così di alluvioni che ci sono state in Emilia Romagna, non discutiamo, non riflettiamo sulle alluvioni invece che per esempio sono state in Pakistan un paio d'anni fa, che hanno provocato 33 milioni di sfollati, che
che sono delle persone, degli esseri umani come noi, e dobbiamo appunto interessarci non solo di quello che ci succede nel nostro giardino, di quello che leggiamo sui giornali o in TV, ma dei vari problemi che ci sono nel mondo. Giusto un altro esempio rispetto a questo, si parla tanto delle guerre in Ucraina e della guerra fra Israele e Hamas e Hezbollah, ma c'è una guerra civile in Sudan che alcuni stimano che stia facendo 150.000 morti, che sono cifre che sono enormi, ed è una questione che nessuno sta affrontando, perché è una cosa che viene percepita come di serie B, che non riguarda l'Europa nel suo insieme, però riguarda l'umanità in quanto tale, ecco, per superare tutte queste ingiustizie, che come federalisti è importante impegnarci, è importante cercare di portare la nostra goccia nell'oceano per cambiare le cose. E, insomma, è una sfida chiaramente difficile, però non possiamo che portarla avanti. Grazie Gianluca che ci ha ricordato queste cose. Io dichiaro ufficialmente il dibattito chiuso e vi auguro una buona serata, un buon rientro a casa, un buon viaggiare. Grazie.